Il decreto dignità prima di tutto penalizzerà purtroppo alcuni dei nostri lavoratori, 150-160 operai che noi abbiamo la necessità di assumere con contratti a termine ogni anno durante il nostro picco stagionale, che a partire dalla prossima stagione, cioè a partire da ottobre-novembre, non potranno più trovare un posto di lavoro presso Stiga. Il direttore risorse umane della Stiga, la nota società che produce rasa erba e attrezzi per giardinaggio, non usa giri di parole per ribadire il malumore e la preoccupazione che attanaglia da tempo l'imprenditoria del Nord-Est per colpa del decreto dignità. La Stiga ad oggi riesce ad essere competitiva grazie a 150 lavoratori a termine e a 550 lavoratori a tempo indeterminato, tutti indispensabili per mantenere alta la competitività dell'impresa. Al momento, secondo quella che è la dicitura del decreto dignità, noi saremmo banalmente costretti a cambiare ogni anno questa manodopera che abbiamo la necessità di utilizzare nel picco, ogni anno qualcuno di nuovo, ogni anno 150-160 lavoratori nuovi, facendo perdere a quelli che ciclicamente tornano da noi un'opportunità lavorativa. Secondo, quanto può andare avanti un modello di questo genere? Per quanti anni io posso trovare ogni anno in picco stagionale 150-160 lavoratori completamente nuovi da utilizzare? Secondo l'azienda, con il decreto dignità anche i lavoratori a tempo indeterminato rischiano seriamente il posto. Non solo i 150 lavoratori a termine, ma tutti gli addetti, compresi quelli a tempo indeterminato, 400 persone circa in produzione, più altri 250 amministrativi. Per la Stiga gli effetti della stretta sui rinnovi dei contratti a tempo determinato imposta dal decreto dignità potrebbe indurre l'azienda a spostare le sedi all'estero, tanto da convincere la multinazionale a trasferire l'attività altrove, magari negli altri stabilimenti in Cina o in Slovacchia. Noi abbiamo già stabilimenti produttivi in Slovacchia ed in Cina. Purtroppo, lo ripeto, il rischio maggiore lo corrono i bravissimi lavoratori che abbiamo qui, non soltanto nell'immediato, come abbiamo detto, i 150-160 lavoratori a termine, ma nel medio termine a correre il rischio sono purtroppo le altre 400 maestranze di grande valore che noi vogliamo tutelare, che oggi fanno produzione qui a Castelfranco Veneto e producono i migliori trattorini per il taglio dell'erba in Europa.